Ragazze, allora dato che anche di là dove devono un po' vedervi, uscite pure a caso una dietro l'altra e rientrate e andate a prepararvi per l'ultimissima uscita. Prego, andate dentro di lì, fate il giro alla vostra sinistra. Bel applauso a queste nostre finaliste, finaliste d'Italia Veneto, dopo le rivedremo. Assolutamente, vorrei ringraziare anche da parte mia per il trucco Marta Tofano e Gianmarco Cagliotto, e per il trucco invece Mauri Parrucchiere, Nicoletta e Battista, perché sono stati davvero grandiosi, perché hanno truccato me, hanno truccato le ragazze, quindi hanno fatto un lavoro bellissimo, proprio veramente. Bene, allora adesso vedete che c'è già il direttore casting nazionale che controlla che sia tutto a posto con i giurati per la votazione. Verranno ritirate le schede e Greta si deve preparare, che tra non molto appunto nel frattempo verranno fatti i conteggi. Le premiazioni, ricordo, che aspetteremo dopo l'uscita del nostro stilista. Di conseguenza lo stilista è già andato a preparare le ragazze su nel backstage. I conteggi adesso si faranno. Adesso ora è arrivato il momento della sfilata senza votazione, quindi la sfilata in abito elegante con gli abiti di Noel. vuoi dire qualcosa adesso Sì, o dopo? adesso Vai. parlo un po' di chi è Noel, parlo un po' della sua biografia. Noel Mancini nasce a Prato il 25 agosto del 1994, quindi appunto come dicevo prima è giovanissimo, di origini gypsy, nome d'arte Noel Mancini. Nel 2009 si diploma a pieni voti nella scuola di moda di taglio e cucito Oltremare Loretta. Da lì in poi Noel comincia a entrare nel mondo della moda, occupandosi del backstage in molte sfilate di stilisti affermati tra Milano e Firenze. Dal backstage al fotomodello, al designer fotografico, al personal shopper, costumista, insegnante di portamento e posa per alcune agenzie in Italia. Finché nel 2015 torna a fare appieno ciò per cui è nato, ovvero fare lo stilista di haute couture. Grazie a Eligio Giovannini di Almar Distribution, azienda di tessuti di moda internazionali, e di Lady Star, azienda che vende extension e parrucche e capelli veri, che crede fortemente e decide di iniziare una vera e propria collaborazione, dandogli la possibilità di fondare il suo marchio, Noel Mancini. Più di 20 passerelle solo in quest'anno, moltissimi giornali, shooting e serate. Ora parliamo un po' della collezione che andremo a vedere fra poco. Questa collezione racconta un uomo e una donna confusi che cercano strumentali questi abiti che permetteranno a questo uomo e questa donna di staccare la spina con il mondo reale ogni volta che aprono il loro armadio, lasciandosi avvolgere dalla storia che emana ogni abito. Una collezione totalmente made in Italy che cambia colore e forma da momento all'altro. Bisogna girare pagina. Da un momento all'altro, dalle sete ai tessuti richiamati per l'uomo e per la donna. Presenta un uomo e una donna accattivanti, sicuri di se stessi, che con il proprio outfit mandano con dei messaggi sociali di libertà e di sicurezza. Scende in passerella la collezione Haute Couture Men and Woman Spring Summer 2017 di Noel Mancini.
Noel Maggini, venuto direttamente da Prato qui questa sera per... E vorrei ricordare perché noi ci teneva tanto i recapiti, per seguirlo, basta seguirlo sui social, quindi su Facebook Noel Maggini, su Instagram Noel Maggini World tutto attaccato, e Atelier è in via Calcinese 46C a Prato. insieme, in questo caso direi abbassa un attimo di notare bene i vestiti, perché poi voi avete votato dalla giuria, quindi a tutto il pubblico vai con la musica Noel Maggini.
adesso io e Claudia veniamo qui, dobbiamo un po' di foto anche noi perché insomma siete mica belli solo voi, anche Poi Claudia. io ho l'abito bellissimo della nuova collezione inverno 2017. Quindi. Adesso io non so a che punto siamo siamo a posto, facciamo la premiazione subito? Bene, allora io direi le ragazze sono qui, tutte quante. Tra non molto sapremo quali sono le 4 finaliste nazionali. Io intanto comunque un grosso applauso per tutte lo farei, perché se fosse per me manderei tutte in nazionali, ma questi sono i regolamenti di qualsiasi concorso serio che possa esistere, di conseguenza qualcuno purtroppo, però ci saranno sempre altre occasioni. Molti di voi hanno già sfilato in tanti altri concorsi, non solo. Voi sapete che la Fashion Lady Eventi di Giulia Romi e il suo staff fa anche sfilate di moda per il tu sei testimone che hai sfilato con noi, ecco. E quindi adesso direi di chiamare per fasciare la 4ª classificata. Io avevo previsto, aspetta che c'è il direttore che deve... Cambio programma, Sì. prendo una quinta. Una quinta. E aggiungo una fascia perché non sono totalmente d'accordo con la cliente, ho votato comunque per il sì ragazzi, Sì. ma non sono d'accordo non perché non sono bravissime, perché siccome sono tutte belle, tutte sono tutte belle, è difficile scegliere solo 4. E quindi ne ho aggiunte uno che secondo me merita. Facciamo un applauso allora, 5 ragazze in finale nazionale, non 4, grazie al nostro padrone. Per regolamento non posso lasciare più del 40% durante la sfilata. Sì. Quindi anche potendolo fare, non posso dare più, essendo 12, più di 5 fasce. Ho capito. In realtà ci sono altre 2 che leggerò però in camera carità. Ok, allora facciamo così. Un attimo solo, tu ti ricordi ancora qualcosa che io mi assento 2 secondi con... Trasformati, parliamo dal backstage al fotomodello, dal designer fotografico al personal shopper, costumista, insegnante di portamento e posa per alcune agenzie in Italia. Fino a che nel 2015 torna a fare a pieno ciò per cui è nato, ovvero fare lo stilista di horticultura. Grazie a Eligio Giovannini, di cui abbiamo avuto prima intervistato, di Anna Distribution, azienda di tessuti moda internazionali, e di Lady Star, azienda che vede extension e parrucche con capelli veri, che crede fortemente e decide di iniziare una vera e propria collaborazione, dandogli la possibilità di contare il suo marchio Noel Mancini. Più di 20 passerelle. Osservazioni dello battito. Lorenzo, vai, alza. Io mi nascondo. Attenzione al volume del microfono. Quinta classificata, finale nazionale, Patrizia Rosato. Lorenzo, ti ricordo ancora con la base da suspense che abbiamo una 4ª classificata che andrà appunto in finale nazionale. Però mi diceva il direttore casting che queste 5 saranno dal 31 al 4 settembre a Rimini per la finale nazionale, quindi avete la possibilità di partecipare. Sono le finaliste 60 finaliste da tutta Italia e quindi voi rappresenterete il Veneto. Siamo alla fascia e chiamiamo a fasciare la 4ª classificata Michele Ferraro e Greta Martello. Greta, vieni qui, darei anche te una fascia, per quanto sei brava,
voglia adesso di dare la fascia con no, già il bouquet, il quarto bouquet, e il nostro modello per la numero, cioè la quarta classificata. Io non do i numeri alla fine della federazione, dico solo nome e cognome, perché le ragazze in questo caso il numero serve solo all'inizio per la giuria, hanno un nome e cognome. Sabrina Battista! Vai con la musica, vai pure avanti Lorenzo, quella di prima. Allora la finalista nazionale di cui io parlo Lorenzo, no, perché c'è il discorso della caretta. Una volta i miei tempi c'era il vinile, uno poteva poteva portare un disco primo, secondo oppure lo civile. Adesso hanno la caretta e per azzerare bisogna che qualcuno che in questo momento sta facendo io ci va di sopra in modo che sia bravo, vai, siamo capiti? La terza che abbiamo fuori per fasciare Marta Tofano e Alina Corrocchi? Sì. No, scusate, Vito Giovannini non è Blandini, scusate. In finale nazionale l'aula speciale. Ecco la fascia. Deve fasciare quelli di prima che mi ero sbagliato, ritorno tu vai Lorenzo per far partire dall'inizio per la suspense, seconda classificata, chiamiamo fuori Marta Tofano e Alina Dobrowski che fasceranno la seconda classificata che va in finale nazionale. Pronti? Finale nazionale, Miss Reginetta d'Italia, questa sera Viva Italia e tutta Italia. La numero? No, il nome che è meglio. Diana Eva Mar. Andate poi insieme alle fasciate prima di far partire la base per la reginetta di questa sera che andrà in finale nazionale. Ricordo ancora una volta che la corona non c'è Giulia? La nostra Massò, vieni qua Giulia, vieni. Questo onore lo do a te, prendi in mano la corona, fate pure le foto tranquille dopo spostate, perché i fotografi sono bravi, non sei invadenti, fanno dappertutto. Prima stavo mangiando e me ne sono trovato uno sotto il tavolo, e ce l'ho posto, era facile portarlo. Allora, io vorrei ricordare altre cose, perché scusate,
scusate, io a una certa età ci sono certe cose che mi dimentico, quindi ricordo che la quinta classificata, la quarta, la terza e la seconda che abbiamo fasciato finora, oltre ad essere il finale nazionale Miss Residenza d'Italia, oltre all'accesso, quindi un buon soggiorno del valore di 400 euro valido per una settimana a 4 persone. Io chiamo Nina Sumariuk, che è colei che ha fatto la corona a mano dei gioielli dell'acquario. E Patron Davis Paganelli, quindi questa sera la corona e il finale nazionale, un buon soggiorno e un book fotografico di Fabio Gottardo. Tutto questo va alla prima classificata finale nazionale di Reginetta d'Italia insieme alle altre 4, ma la reginetta di questa sera è Nicole Manzato. Naturalmente io ringrazio tutti per aver partecipato, adesso rimanete tutte qui, mi ascoltate ragazze, rimanete fermo, scusate, fermo. Avete tempo fino alle 4 di domani mattina. Fermatevi tutte qui per le foto di gruppo. Bella con il sole, ai 15 anni. 17 avrete modo, comunque può darsi che il patrono da regolamento possa decidere altro, nel frattempo vi sapremo dire se per caso deciderà o devo dire o non devo dire, lo dice il patrono. Ho altre 2 fasce che devo segnare, ma per il regolamento non lo posso fare adesso, lo facciamo dopo, quando un'altra parte, devo fare così, purtroppo devo rispettare il regolamento. Benissimo, allora per rispettare il regolamento ci saranno anche 2 ragazze che andranno in finale nazionale, ma non lo sappiamo adesso nei prossimi giorni, anche dopo? Ok. Allora, dicevo, fermatevi tutti qua per le foto di gruppo e per naturalmente le prime 3, la seconda che si metta sulla destra, il boom fotografico di Fabio Gottardo.